La nostra storia, la storia comune di noi quattro soci, è quella di dipendenti di una società di consulenza sempre in ambito ambientale e della gestione dei rifiuti, che si è conclusa nel 2013 per tutti e quattro, e quindi abbiamo deciso di cominciare a metà 2014 l'avventura di Ecolution. Ecolution è nata per l'incontro di diversi motivi, principalmente la voglia di quattro amici di intraprendere un progetto imprenditoriale proprio e proporre percorsi di sostenibilità non solo legate esclusivamente all'ambiente, ma anche alla sostenibilità più ampia, sociale e economica della propria attività. Nella fattispecie, insomma, ci sono aziende che in qualche modo sono sottoposte a tutta una serie di autorizzazioni di tipo ambientale o amministrativo, o se devono fare uno studio di approfondimento sui propri impatti ambientali, sulle proprie emissioni, o devono, perché sono dentro una valutazione di impatto ambientale, dotarsi di uno studio di impatto ambientale. Quindi una serie di certificazioni che in qualche modo vengono richieste dal mondo anche degli appalti o cose del genere per poter partecipare a quell'appalto o ricevere un punteggio magari vantaggioso. Noi accompagniamo le imprese, li affianchiamo proprio spalla a spalla. Noi abbiamo ben chiaro cos'è lo sviluppo sostenibile, sappiamo che si basa sull'equilibrio tra una sostenibilità di tipo ambientale, economico e sociale. Noi come formazione siamo tutti tecnici, e quindi la parte preponderante è la parte ambientale. Il miglioramento che noi portiamo alle aziende permette anche una migliore gestione delle risorse dalla parte dell'azienda, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle risorse materiali, insomma. Sicuramente ci sono a volte delle necessità di migliorare la propria gestione delle risorse interne, nel senso che da un punto di vista energetico, da un punto di vista della gestione dei rifiuti, molto spesso c'è ancora margine di miglioramento da parte delle aziende. Sicuramente l'essere cooperativa ci porta anche ad avere un'ottica un po' più ampia della singola azienda, ma di guardare anche un po' più in là, e quindi lo sguardo al sociale c'è sempre, insomma, di fondo. La ricetta della sana cooperazione passa innanzitutto dal renderla il più trasparente possibile. Viviamo in una fase anche storica in cui il mondo della cooperazione è sotto l'occhio del ciclone per motivi a volte anche meritati, ma molto spesso anche immeritati, e frutto in qualche modo di una campagna mediatica che fa di tutto un'erba un fascio. Per lo più in realtà è un mondo fatto di persone che credono in quello che stanno facendo e credono di farlo anche in un modo che sia appunto sano, nel senso di non puntare tutta una realizzazione personale, economica e di profitto per se stessi, ma molto spesso investire il proprio tempo lavorativo per ricavarsi, certo, chiaramente anche uno stipendio, insomma, di che vivere, però nello stesso tempo anche cercando di offrire alla società nel suo insieme dei servizi che siano utili appunto per le persone e per la società in genere. Credo sia fondamentale fare rete nel senso non solo che la cooperativa deve fare rete con le altre cooperative, ma che anche il mondo cooperativo lo deve, passami in termini, imporre questa rete, perché se rimaniamo in contatto possiamo portare avanti uno stesso progetto, altrimenti può succedere che qualcuno percorra una strada diversa che non è più in linea con i valori della cooperazione.